Paluca. Sono chiusi nel loro dolore nell'appartamento di via Montegrappa a Marcon i genitori e i familiari di Alex Marangon dopo una settimana segnata dall'angoscia delle ricerche e dallo strazio del ritrovamento del cadavere a Ciano del Montello, con l'autopsia sul 25enne che ha impresso una nuova svolta al corso delle indagini. Da morte conseguenza di altro reato il fascicolo si aggiorna a omicidio volontario, la peggiore delle ipotesi, quella sussurrata in tutti questi giorni. Al momento si procede contro ignoti, confermano dalla Procura della Repubblica di Treviso, pronta a risentire le persone che sabato scorso erano presenti al rito sciamanico all'interno dell'abbazia di Vidora, circa una ventina. A loro si rivolge proprio la famiglia di Alex attraverso l'avvocato Nicodemo Gentile. Più persone sanno quello che è successo, per spirito di pietà parlate, l'appello dei familiari che non hanno dubbi sull'aggressione definita potente e sfuggente. Morte violenta quindi e non accidentale secondo gli inquirenti, difficile procurarsi tutte quelle ferite con una sola caduta o un rotolamento, per quanto rovinosi. Asfissia terminale d'annegamento in un soggetto che da vivo aveva già subito delle lesioni. Il quadro emerso dall'esame: in pratica Alex è caduto nelle acque del Piave in fin di vita con un'emorragia interna e uno sversamento di sangue consistente in corso. Oltre al torace e allo sfondamento parziale del cranio, lesioni sono state riscontrate ai fianchi e sulla schiena, uno scenario compatibile con un'aggressione particolarmente violenta anche da parte di più persone e l'utilizzo di un corpo contundente. Nuovi sopralluoghi verranno effettuati dai carabinieri in tutta l'area interessata a partire proprio dall'abbazia e i suoi dintorni. Si deve fare luce su quella maledetta notte di una settimana fa, quella chiarezza che a Marcon chiedono tutti. Che ci sia giustizia, che si vada a verificare quello che è successo veramente. Ci lascia un po' sbigottiti. Chiarezza, certo, che discorsi, ovvio. Speriamo bene che si riesca a capire cosa è successo, perché a quanto so era un bravo ragazzo. Ed è giusto far chiarezza, perché queste cose è giusto che ci sia le medicine alternative, tutto quanto, però penso che ci sia bisogno di dei limiti. L'ho visto nascere, 50 anni che sono a Marcon, l'ho visto nascere. Anche coi piedi io chiediamo chiarezza, ne ha diritto povero ragazzo.